Un'interessante iniziativa denominata Orientamento alle professioni si svolge oggi qui all'Istituto Leonardo di Agrigento, che vede anche la compartecipazione di tanti alunni molto interessati, anche di elementi della Camera di Commercio. Oggi in maniera particolare, per quanto riguarda l'orientamento, l'orientamento è fatto in tanti modi, l'orientamento verso le università, anche oggi è l'orientamento verso qualcosa, ma in maniera particolare verso le nuove professioni. Il dottore Cacciato sta dando la possibilità ai ragazzi di conoscere quali sono le alternative di lavoro. Questa attività viene racchiusa all'interno delle nuove mission della Camera di Commercio, ovvero quello di uscire al di fuori dal palazzo camerale, soprattutto di aprirsi al mondo delle scuole, sia attraverso l'alternanza scuola-lavoro, sia attraverso questa iniziativa che ci vede coprotagonisti con il liceo Leonardo per orientare i ragazzi alle nuove professioni. Tutto il mondo del lavoro sta cambiando e tutto quello al quale eravamo abituati, cioè nel passato, è in continuo mutamento. Pensiamo anche, come si diceva, alle professioni dell'avvocato e degli architetti, come tanti nuovi elementi stanno entrando, ma soprattutto come rivedere tutto ciò che ci circonda, soprattutto in Sicilia, che è una terra molto ricca dell'artigianato, e come può essere integrata dalle nuove tecnologie che per la prima volta nella storia sono a basso costo e possono arrivare nelle case di questi ragazzi molto facilmente attraverso un acquisto online e un corriere espresso. Bene, tutto questo viene racchiuso all'interno di un racconto che vede protagonisti tutti i ragazzi delle quinte classi e quindi potergli dare un panorama di quello che li attende per il loro percorso universitario o professionale.